benvenuti al concerto tenuto dalla musica d'ordinanza della Brigata Fine Giulia, in occasione della Festa della Musica, organizzata dall'Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica per conto del Ministero della Cultura ed in collaborazione con lo Stato Maggiore Esercito. Un sentito ringraziamento alla città di Udine, al sindaco, all'amministrazione comunale che ha concesso l'uso di questa location, alle autorità civili e militari convenute. In questa splendida cornice, nel cuore della città che ospita da sempre la fanfara della Brigata Fine Giulia, la stessa proporrà un programma che prende ispirazione dalla voce dei luoghi, i nostri luoghi, quelli che giornalmente viviamo e che con le loro vicende storiche hanno caratterizzato la storia del nostro paese. Un excursus musicale della storia risorgimentale alle musiche del patrimonio popolare friulano, il cui vi ha anticipato dall'inizio formale e tradizionale. Il primo brano in programma è infatti l'inno delle truppe alpine, l'inno degli alpini, che verrà eseguito dalla fanfara, trascritto dal graduato capo Antonio Tometi Kinga. È la versione originale voluta dall'autore Eugenio Palazzi, musicista e capitano di fanteria durante la Prima Guerra Mondiale. Palazzi compose l'inno a noi tutti noto ricavandolo da una canzonetta francese ed in onore del battaglione alpino friulano. Considerata però l'enorme applauso riscontrato e la contestuale diffusione sul fronte, divenne ben presto primo ufficiosamente e poi ufficialmente l'inno di tutti gli alpini in armi e di progetti. Ovviamente la storia, gli anni, le esecuzioni in molteplici contesti hanno quasi fisiologicamente portato a modificare l'originalità della composizione, modulandone la tonalità e rendendola più agevole agli esecutori, non sempre professionisti musicisti, dando un senso musicale diverso dall'originale. Questa sera, in ossequio al lodevole impegno per custodire e tramandare principi e storie alpine, la fanfara eseguirà la versione originale in Fa maggiore, con modulazione in Re bemolle maggiore e ritorno sul trio alle tonalità iniziali. Esegue la musica d'ordinanza della Brigata Fine Giulia, dirige il capo musica, sergente maggiore capo Flavio Mercoliglio.
Mantenendo il focus sulla musica originale per banda, ascolteremo ora una marcia militare, Monte Cencio, del maestro Giuseppe Manente, composta per celebrare la battaglia omonima combattuta dal secondo reggimento granatieri di Sardegna nel 1916 per la difesa dell'altopiano di Asiago, in cui solo 1300 dei 6.000 militari giunti da Friuli furono superstiti. Manente, compositore italiano particolarmente prolifico nell'ambito della composizione per banda, è rappresentante d'onore del connubio musica e stelletti, essendo stato, oltre che un grande musicista, direttore delle bande del terzo e del 43esimo Reggimento Fanteria nel 1905 e poi nel 1911 capomusica della banda del secondo Reggimento Granatieri di Sardegna. Oltre che compositore di frammenti musicali per uso della ginnastica dei reggimenti di fanteria di linea nel 1910. Chi meglio di lui avrebbe potuto omaggiare i reggimenti e le gesta eroiche dell'esercito italiano con totali composizioni musicali. Monte Cencio, del maestro Giuseppe Manente, adattamento per l'organico della fanfara del primo graduato, tromponista della fanfara Giorgio Cannistrato. Entriamo ora nel vivo del tema della serata, la voce dei luoghi e le musiche che hanno caratterizzato i momenti del territorio italiano.
La sinfonia, tratta dall'opera Nabucco, capolavoro di Giuseppe Verdi, composta nel 1842. Si inserisce nel contesto storico del primo Ottocento, periodo in cui l'Italia era ancora frammentata e attraversata da profondi fermenti patriottici. In tale clima il Nabucco venne accolto come un potente simbolo di unità, di aspirazione alla libertà, anche grazie al celebre onore fa pensiero, divenuto emblema del sentimento nazionale. La sinfonia ne anticipa i contenuti musicali, alternando momenti solenni e maestosi a passaggi di grande lirismo, offrendo una sintesi efficace della forza espressiva dell'intera opera. E poi la sinfonia del Nabucco, Giuseppe Verdi.
prossimo piano la banda si confronta con uno dei capolavori più celebri del repertorio operistico, la Sinfonia della Gazzalata di Gioacchino Rossini, proposta questa sera in una trascrizione per banda. L'esecuzione di una pagina nata per l'orchestra e per il teatro d'opera rappresenta una sfida musicale di grande interesse e richiede una profonda comprensione del linguaggio rossiniano. La sinfonia che stiamo per ascoltare è la prova della capacità della banda di spaziare tra generi diversi, passando dalla musica originale alla grande tradizione sinfonico-operistica, frutto della ricchezza espressiva e della maturità musicale dell'ensemble. La Sinfonia della Gazzalata di Gioacchino Rossini, adattamento per banda del maestro Bernacchi.
già del mondo delle musiche che hanno caratterizzato e caratterizzano la terra friulana e il territorio tipico-alpino, conosciamo meglio la storia di questa banda. La fanfara di Giulia nasce nel 1967 dall'unione delle disciolte fanfare reggimentali del terzo reggimento artiglieria alla montagna e dell'8° reggimento alpino. Simbolo e portacolori delle truppe alpine, la fanfara di Giulia è la vetrina artistica della brigata Giulia ed è uno dei complessi bandistici dell'esercito italiano. È di San Saluno, presso la caserma Pio Spaccanella, sede del 14° reparto comando e supporti tattici alpini. Il complesso musicale è formato da strumenti a fiato e a percussione. Gli strumentisti che compongono in fila appartengono alle categorie dei ufficiali sergenti, graduati e volontari in ferma fissata e svolgono l'attività artistica in ragione degli studi musicali pregressi presso il Conservatorio di Musica Nazionale. Le attività primarie consistono nella partecipazione a cerimonie istituzionali militari e civili. Qui si menzionano tra tutte l'esercitazione internazionale delle truppe alpine Torre Bianca, la giornata nazionale degli alpini, l'esecuzione alla presenza del Sua Santità Papa Francesco presso il Vaticano, oltre alle numerose cerimonie in cui hanno preso gli onori alle più alte cariche dello Stato. Le funzioni si esplicano inoltre in un'attività concertistica che ha portato la fanfara della Giulia ad esibirsi in Italia e in nazioni estere quali Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Lituania, Ungheria e Slovenia, promuovendo l'immagine delle truppe alpine e dei militari italiani oltre i confini nazionali. Sono infine degne di nota le attività di collaborazione con alcune scuole di istruzione primaria e secondaria della città di Udine e provincia, contribuendo ad arricchire l'offerta formativa e sensibilizzando gli adulti di domani ai valori e al rispetto delle libere istituzioni, dei simboli nazionali attraverso l'arte musicale. Collabora inoltre con il Conservatorio Jacopo Tomanini di Udine e la sua orchestra di fiato in occasione di concerti e delle musicali. Ad oggi la fanfara è diretta dal sergente maggiore capo Flavio Macchiolino. Riprendiamo il nostro viaggio nella musica con una delle espressioni più autentiche della tradizione alpina. Vi proponiamo un mito dei canti alpini che hanno accompagnato generazioni di friulani, melodie ascoltate da bambini, spesso tramandate da nonno alpino. Questo rite nella memoria familiare è capace ancora oggi di suscitare emozioni profonde e ricordi preziosi. Ascolteremo ai nostri alpini, apriteci le porte, la montanara e a concludere sul cappello, forse il canto più rappresentativo, dedicato a quel cappello che è simbolo di appartenenza, sacrificio e fratellanza per gli alpini in servizio di Congello. Canti alpini, che segue la fanfara di Giulia. Bene, comunque mi permetto anch'io, non intervengo molto facilmente, però ci tengo particolarmente. Innanzitutto buonasera e grazie dell'applauso. Direi di fare un altro applauso a loro perché sono stati veramente bravi. Sono stati una compagnia nazionale in maniera bravissima, veramente, quindi complimenti a loro. Però io vorrei approfittare perché ormai questa festa della musica, sindaco, grazie dell'opportunità. Siamo sempre felici di essere qui a Udine, però sta diventando anche molto familiare per noi, perché ci vengono ancora tutte le nostre famiglie e quindi è diventato come una cosa di casa. Però stavolta vogliamo fare anche qualcosa di diverso e particolare. Sappiamo che abbiamo anche uno dei figli dei nostri componenti che suona il clarinetto e lo mettiamo insieme a noi, visto che uno dei nostri compiti è quello di tramandare i suoi strumenti. Francesco, vieni così. E quindi non è che arrivato sul proprio da qua, c'è la fine da questa strada. Quindi speriamo di fare una cosa carina. Francesco, ti sei preparato? Ti sei preparato? Ah, meno male. Quindi grazie ancora e buon ascolto.
Comunque ringrazio anche il nostro presentatore, il nostro Eduardo Domingo, la notte, è bravissimo, però che ringrazio che qui vedendo. Di solito sentiamo bis, bis, bis. Ok, allora bis, non è il voluto, affatto. Però vogliamo mangiare sempre la nostra terra, non ve la presentiamo, poi è un bis, è una bellissima preghiera. Quindi dopo questo poi lo concludiamo con il canto degli italiani e stavolta vi auguro veramente buona estate, poi il solstizio d'estate. Quindi buona serata, buon ascolto ancora e grazie di averci applaudito e di essere venuti questa sera.
Sì, sì, grazie.